Buondì cari amici della Maratona Veneta, la parola del sabato è la parola serenissima. Do indicazione. Prima di tutto capiremo cosa che vuol dire serenissima e chi che sia serenissimo e una questione di morfologia del sintassi, di morfosintasse veneta. Partiamo con la seconda parte, la parte linguistica. Serenissima. In Veneto, sta qua cosa sia? È l'aggettivo seren, che l'è, in questo caso, al suo grado superlativo assoluto. Dal punto di vista morfologico, sto tocchetto finale qua, issim, cosa sia morfologia? Sia a maniera di mettere insieme i toccatei. Seren, asea raisa ad essere sereni, appunto, dell'aggettivo seren. Issim il me dice che è un superlativo assoluto e invece la lettera finale, la vocale finale, mi dice che è un femminile singolare, la serenissima. Se fosse E sarebbe femminile plurale, le serenissime. Se fosse I, donca, sarebbe un mascolino plurale. Se fosse O sarebbe un mascolino singolare, serenissimo. Perfetto. Morfologia. Come si che si fa in Veneto a rendere la funzione di questo morfema qua del grado superlativo assoluto? Ecco, in Veneto issimo, issim, non è mia una roba frequente, anzi, se vogliamo dire, non è mia l'uso veneto tipico. L'uso veneto tipico è di non mettere questa roba qua, ma di mettere piuttosto prima o dopo un avverbio, come che fa l'inglese, come che fa il francese. Donca, invece di dire benissimo, in Veneto si dice, mettendo qualcosa prima, gran beo, destacà, strabeo, anche attaccà, e beo, mettendo qualcosa in fondo, beo assà, beo assae, beo assai, con te varie varietà. Dunque, o prima, come che fa l'inglese e il francese, o dopo, come che fa per esempio una poeta, è buono assai, no? È buon assai, come che dice, non so, i veronesi, buon assai, come che dice dei visentini, buon assai, come che è scritto per esempio in veneziano, è seccata, ma questa qua sarebbe la modalità normale di rendere le funzioni del superlativo assoluto. In Veneto, dunque, questa roba qua è una roba stramba, ma ora perché che adesso serenissima? Perché in realtà questa parola qua, che niente che stesso corresesto al sistema fonologico veneto, dunque niente doppia e accento sulla I se no se l'ese serenissima, dunque ricordiamo che qua, essendo il tono, la forza della parola è la sua terz'ultima sillaba, la vocale va accentata, perfetto. Ma perché ora devo parlare questa parola qua? Perché in realtà è un termine che indica una caratteristica del stato o della sua figura, diciamo, di rappresentanza più grande, il dose in particolare, che era anche chiamato il serenissimo principe. Cosa vuole dire questa roba qua? Cosa vuol dire serenissimo? Dal punto di vista, diciamo, diplomatico, araldico, anche in un certo senso, il termine serenissimo, vuol dire indipendente. Non vuol dire che la gente sia contenta, serena, magari lo usa anche, vuol dire che il sovrano o rappresentante del sovrano è stato non ha sopra di nessuno che comanda. Dunque un principe di solito è il figlio di un imperatore o di un re. Dunque per definizione deve essere il principe che sia un imperatore o un re che comanda sopra la testa. Non è mia tanto serenissimo, anche perché tante volte si capita che si salta la testa. Perfetto. E il duca di solito anche quello par de sora il ga un re o un imperatore. Perfetto. E anche se fosse un granduca, il stesso. Bon. Invece un doge, anzi un dux, è serenissimo perché? Perché sono di un organismo che comanda. E una repubblica che la è serenissima vuol dire che la è una repubblica e che si frega di essere indipendente dagli altri poderi. Altre repubbliche serenissime, che era che stai, oltre a quella Veneta, Serenissima Repubblica Veneta in latino, che era anche quella di Genova e ancora al di un po' pensai che era quella di San Marino.
Bon, però quella più famosa di tutti quanti, tanto sai che per l'antonomasia è diventata la Serenissima con la S grande e anche con la L grande, la SE, la Repubblica Veneta. Finalmente che abbiamo capito però cosa che vuol dire questa parola e solo del tutto, grazie a questa parola qua, capiamo che in Veneto sì, è possibile in un certo senso, ma lei non c'è par da fuori a parlare questi fenomeni deissimo, tanto sì che Erlimo, che l'italiano ha recuperato dal latin completamente non li avevamo, e perché il vero sistema veneto è quello alla francese per capirsi, ma non è che facciamo come loro, sai che è un sistema normale, mettevo qualcosa prima o per esempio tipo a napoletana se mette qualcosa dopo, cosa che è possibile fare anche in italiano perché anche sui grammatiche si spiega che il superlativo assoluto in italiano si può fare a livello morfematico usando questa roba qua o usando che invece l'avverbio assai dopo. Dunque in Veneto che c'è questa possibilità, ma soprattutto per gli altri è possibilità di qualcosa dopo o qualcosa prima. In mezzo non si mia tanto una roba normale per gli altri, se non le parole ciappate da altri sistemi che doparemo perché per esempio il latino era quello che governava i titoli e le carghe. Boh, fatto anche un po', anche questa qua è una parola ben interessante, mi sono meglio a me. Abbiamo fatto questo qua che è l'episodio 87, che ne manca 3 se per la nostra maratona merita e andiamo avanti, se vediamo domani.